Buonasera, a lei tocca parlare. Ah, c'è qualche intervento? Ah, poesia. Il professore sta chiedendo la poesia, sta. Non la sto chiedendo. La poesia, sta. La sto chiedendo. La sta chiedendo. Ma sai, Sebastiano, sta. non lo faccio io. Senza microfono. Non lo faccio io. Fa tutto voi. Sentite tutti quanti attentamente, amici vicini e amici di tutti i continenti, che successe l'11 gennaio 1693 a Ventinora. Si rapiù la terra e si scagarono le mura. A Raula Vecchia s'acciuai a sto paesello e in tempo niente tutte le case s'acciuarono a Monzello. Lo terremoto ranne venne chiamato, Canudo s'aspettai al ristorante peccato. Menza Sicilia, in tempo niente si distrugeva, e dallo cielo, gianto forte, lo Signore sentiva. Erano Venere 9 di Innaro e 9 di Sira, tutte le case tremarono. In tempo niente, tutti in ciano si trovarono e picca furono le case che si salvarono. La gente non sapeva onde si riparare e dentro le rotte se ne era a mocciare. Nodo lo paesello osa abbandonare e alla macerazia si misero a pregare. In tempo niente la terra finì a ricciumare e ognuno alla casa vuole tornare. Tutti le socare possono abbracciare, ma picca fuori chi che si fecero trovare. Lo recere in naro, risabato, buona mattina, la vita si voleva ripigliare come prima. Si disse, lo terremoto si finiva, perché l'onnipotente le sue mani ci metteva. Ma arrivato quasi a sera, angiapunata l'ura, una persona ci conferava una ranna sventura. E mentre tutti si appunteddaiano le porte, ascoltarono a chiedo che gridai a voce forte. La voce trapassaia magari le mura e la gente fu pigliata di grande paura. Ma quando tutto tace e ogni cosa s'oscura, sentino oggi in figura e domani in sepoltura. Oggi in figura e domani in sepoltura. Ma arrivati alla domenica beneditta, pare che ogni cosa filaia più la ritta. Lo sole visto lo spuntare in dallo mare, mentre lo terremoto si staia per preparare. Erano quasi 9 di mattina, giorno di riposo per la natura divina. Ma la natura è così capricciosa che una fatto scossa sentisse premurosa. Pare che le scosse finino lentamente, mentre verso i reci ce ne fu una più potente. Le case si scagarono continuamente sotto l'occhio della macerazia e dell'Iddio onnipotente. Passarono le ore e la terra continuava a tremare, mentre la gente si metteva a pregare. Persero le speranze dei poveri martoriati, che le sante sentissero abbandonate. Ma arrivata la pomeriggio, già le 10 e mezza,
ecco, si compilò la grande sentenza. Le montagne si vissero ingucciare e sottoterra finirono le briare. La gente scappò in un cielo morte, mentre la terra tremaia forte. Non capivano di scappare, picchi o parenti volevano a trovare. Ciampi, voci e scritti si sentino e con scuscero terremoto si confonnino. Che fuoco grande capitavo a dei poveri sventurati, contemporaneamente quasi tutti si trovarono uragati. O terra fatta del nostro signoruzzo, che lo terremoto le fece a Monseduzzo, terra che è ricca e tanta potente, si vestiva un rilutto un temponente. Scansa le popole resteranno bene, perché tu solo hai forza in mano le tene. Oh Dio mio, che so brutto le terremota, contemponente la vita ne vuota. Ora terra, cottia volesse parlare, rape la orecchie a me scudare. Terra, che ogni cosa nasce di dia, non fare queste cose brutte perché lo Dio non volia. Terra, che nello signoruzzo foste creata, che ne sostiene per tutta la campata. Fermalo da forte tremolio, perché tutte le famiglie appartenemo a Dio. O terra, che ne tiene in braccia a tutte quante, fanno godere le tue ricchezze a ogni abitante. Ora è Natale, sta poesia vuoi fare e terminare? Terra, ti volemo bene e non tremare.